Tra le iniziative inserite nel Mandorlo in Fiore ci sono quelle organizzate da Agrigento Slow Food che si svolgono in piazza San Pietro ogni sera, una fiera di presidi slow food, prodotti dell'eccellenza enogastronomica del territorio, pesti, salse, oli d'oliva, slow, salumi, formaggi, liquori dei più particolari e tant'altro ancora nel cuore della città. Il mercato Slow, una piccola fiera promossa dalla condotta di Agrigento di Slow Food. Al mercato i produttori locali a contatto diretto con il pubblico raccontano e fanno degustare i loro prodotti, come i formaggi di capra giurgintana, le preparazioni a base di cipollina paglina di Castrofilippo. Si potrà assaggiare la cuddiredda, un dolce della tradizione croccante e fritto, presenti anche le fragoline di Sciacca e di Ribera. Si potrà anche conoscere il maiorchino, un formaggio stagionato risultato da una tradizione secolare. Il prossimo laboratorio, in programma questa sera 9 marzo alle ore 19, è dedicato ai prodotti da forno delle comunità del cibo di Realmonte. Abbiamo pensato di fare con il gruppo di Slow Food, assieme all'assessorato agricoltura, un sacco di iniziative principalmente sul cibo, quindi abbiamo fatto delle serate sulla degustazione dei vini naturali, una serata sulle birre artigianali, una serata sui dolci conventuali, un'altra serata abbiamo fatto su alcune comunità del cibo di Cattolica e quindi ogni sera facciamo una manifestazione qua a San Pietro. Ecco, un evento che sta riscuotendo parecchio riscontro, no? Sì, perché abbiamo normalmente 40 posti, 45 posti e vengono normalmente il doppio di persone, un'ottantina di persone, quindi sta riscuotendo molto successo perché sono incontri in cui si spiega e poi si degusta e quindi la gente è molto contenta. Sono tutte cose ricercate, diciamo, marchio DOC, no? Sì, sono tutti prodotti tipici nostri, i formaggi di capra girgentana, i dolci delle monache, sia Santo Spirito di Palma Montechiaro, quindi tutte cose particolari che effettivamente le persone non conoscono. Abbiamo fatto una serata sugli oli premiati e quindi sono cose particolari che le persone apprezzano molto.